Buongiorno e ben trovati a questo appuntamento con A Voi la Linea. Questa mattina a Udine c'è stata la riunione della Giunta Comunale. Allora andiamo subito da Isabella Gregorato che ci dà gli ultimi dettagli. Buongiorno Isabella. Un saluto ai nostri amici telespettatori qui da Palazzo Daronco, dove la conferenza stampa di giunta si è aperta con una nuova ordinanza, parlando di una nuova ordinanza appunto assunta dalla giunta comunale. Riguarda la sicurezza, maggiore sicurezza nella zona del quartiere delle Magnolie. Con noi l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani. Una pattuglia in più quindi nell'area. Sì, una pattuglia in più per cercare di intervenire a tutela dei residenti di un quartiere che purtroppo presenta ancora diversi problemi, ma su cui veramente l'amministrazione comunale sta puntando tantissimo, perché riteniamo insomma, che il diritto di questi residenti di vivere in un quartiere come gli altri, in un quartiere tranquillo e sereno, sia un diritto fondamentale. Quindi adottiamo l'ennesimo intervento che va in quella direzione. Dalla prossima settimana ci sarà una ulteriore pattuglia della nostra polizia locale che farà un turno dalle ore 18 alle ore 24 sulla base delle richieste di tanti residenti, dei comitati che insistono nel quartiere delle Magnole. Abbiamo pensato di dare un'ennesima risposta alle loro esigenze. Questa pattuglia avrà il compito di controllare il territorio e di verificare il rispetto delle norme che sono previste nelle ordinanze che il sindaco Fontanini ha firmato pochi giorni fa, e per applicare in particolare la normativa poi sul DASPO urbano nei confronti delle persone che non si comportano correttamente. Ecco, ricordiamo cos'è appunto i contenuti dell'ordinanza attualmente in vigore, perché poi questa pattuglia si aggiunge, cioè praticamente al cambio al cambio d'orario, al cambio di guardia, no? Sì, le ordinanze del sindaco Fontanini prevedono la chiusura anticipata dei locali in quel quartiere e il divieto per gli esercizi commerciali di vendere bevande alcoliche refrigerate. Per quanto riguarda gli orari di questa pattuglia, sono gli orari fondamentali, ecco, in cui più spesso si verificano problematiche in questo quartiere, e diciamo che la seconda pattuglia si aggiunge alla prima, che termina il proprio servizio alle ore 19:30, e questa la comincia alle 18, quindi ci sarà un'ora e mezza in cui ci saranno 4 persone ad effettuare il controllo e poi nell'orario notturno ce ne sarà una. Ecco, dobbiamo anche informare i nostri telespettatori che praticamente questo provvedimento sarà in vigore per 2 mesi, solamente per i mesi caldi, poi vedrete che fare, e per un investimento di 19.000 euro. Sì, è un ulteriore investimento anche da un punto di vista economico. Crediamo che però questi cittadini che risiedono in quel quartiere meritino investimenti anche dal punto di vista finanziario, e quindi siamo contenti di spendere per i del quartiere delle Magnolie. È un progetto che ha una durata iniziale di 60 giorni, ovviamente poi verificheremo i risultati, ma siamo assolutamente disponibili a prorogarlo se ce ne fosse la necessità anche in futuro. Bene, ringraziamo l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani. Intanto sentiamo che praticamente la conferenza di giunta sta continuando ancora, si sta parlando del PEBA, ossia il piano di abbattimento delle barriere architettoniche. Magari vi aggiorneremo nel corso delle prossime edizioni dell'informazione di Telefriuli. Qui da Palazzo Daronco è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella Gregorato, noi voltiamo pagina. Sono partite questa mattina le somministrazioni della quarta dose anti-Covid alle persone over 60 e ai soggetti fragili, 450 gli appuntamenti nel lab di Martignacco. Ci aggiorna allora in diretta Alexis Sabo. Sì, eccoci, buongiorno. C'è davvero un gran movimento qui al lab vaccinale di Martignacco. Ora mi trovo assieme a Monica Cri, che è la coordinatrice, la referente di questo hub. Da oggi ci sono stati fissati 450 appuntamenti per gli over 60 e soggetti fragili. Ricordiamo intanto qual è il padiglione dove appunto vengono somministrati i vaccini anti-Covid. Sì, il padiglione è stato trasferito alla sala congressi vicino alla tenda del drive-in. Ricordiamo anche il percorso, perché naturalmente qui siamo di fronte alla citazione. Sì, qui noi abbiamo predisposto 4 postazioni di area medico con 4 personale sportellista per la prenotazione della seconda dose, per valutare appunto che il percorso vada a buon fine.
All'ingresso del padiglione qui sotto però c'è la Croce Rossa, la Protezione Civile, che deve naturalmente anche misurare la febbre, c'è già all'ingresso, insomma, chi segue gli utenti. Sì, volontari ci sono sempre, anzi ringrazio entrambe le associazioni e ci danno sempre un supporto, anche perché la gestione dei flussi è molto importante, avendo anche aumentato la capienza del padiglione. Sono tanti 450 in un giorno. Sì, sono stati raddoppiati anche dovuto insomma alla circolare degli over 60 e quindi avete un bel da fare. Questa è la citazione, abbiamo detto, ci spostiamo un attimino in diretta perché da questa parte sono stati allestiti i box per la giornata di oggi e sono in totale 6. Sì, ci sono 6 box di somministrazione, adesso non sono tutti accessibili e poi c'è l'area del post vaccinale dove rimangono in attesa quei 15 minuti. Ecco, le persone che arrivano sono davvero entusiaste, anche perché in tanti vanno in vacanza e quindi si sentono più protetti, insomma questa è una cosa buona, no, da dire. Sì, noi abbiamo aumentato appunto i numeri, come dicevo prima, e già con la giornata di oggi è tutto esaurito. Lei è fresco fresco di quarta dose? Quarta dose fresco fresco, ben fatta, sì. È contento? Ma contento, sì, è una cosa che si deve fare ragionevolmente da persone civili e quindi si è soddisfatto di averla fatta, anche perché il vaccino cura noi stessi. Cioè si sente più protetto così, oltre a proteggere Sono protetto anche perché probabilmente andrò all'estero e quindi vorrei essere maggiormente protetto e difeso. Lei è al numero 422, è pronto per la quarta dose? Sì, esatto. Come le altre 3, sono pronto per il quarto. Ci teneva a farla? Senz'altro. Tant'è che oggi mi pare sia dei primi giorni, non so, ecco. Primo giorno addirittura, ecco. Ci tengo moltissimo e spero che anche tutti gli altri abbiano la stessa comprensione per il prossimo, insomma. Lei è di Udine ed è pronta per la quarta dose? Sì, sono prontissima. Sì, ho scelto io ieri e ho deciso di fare la quarta dose. Si sente più sicura? Mi sento più sicura per me e per gli altri. Sì, so benissimo che non è una copertura al 100%, però secondo me potrebbe essere una buona soluzione per noi over 60. Lei di dov'è? San Leonardo. Di San Leonardo è arrivato qua per fare la terza dose. Quindi si sente più tranquillo? Sono sempre stato tranquillo. A Rivignano nasce un film del territorio, nel cast anche il sindaco e il parroco, stasera la presentazione. Sono con Elisa Zatti, vicepresidente della compagnia teatrale Dring dell'Aide. Che cosa succede giovedì sera? C'è la proiezione del vostro film. Esatto, verrà proiettato Friul Baby Criminals, il film girato interamente a Rivignano Teor dalla compagnia appunto Dring dell'Aide. I protagonisti sono 6 ragazzini del territorio, tutte le sceneggiature scritte da Nicola Valentinis, quindi un componente storico del Dring dell'Aide, e sono intervenuti nella sceneggiatura anche gli attori storici. Quindi diciamo un film proprio a chilometro zero, sia come produzione anche come colonne sonore, scritte interamente anche da Cristian Cecco e Nicola Valentinis, quindi insomma abbiamo lavorato 360 per il nostro territorio. La trama in 10 secondi, Elisa? Ok, giusto l'inizio della trama, c'è questo conte che è interpretato da un ragazzino di 11 anni che purtroppo ha dei grossissimi problemi economici e insieme al diabolico maggiordomo Settimio capisce che per risollevarsi da questa crisi economica deve ricorrere solo a una cosa, cioè al matrimonio. Quindi lui diciamo che fa arrivare in un modo roccambolesco, non posso dire di più, una sposa per risollevare tutti i suoi debiti e poi lì ne combinano di ogni e cercano diciamo di imbrogliarla in tutti i modi. Massimo Tonizzo è l'assessore, è uno degli assessori per il comune di Rivignano. Ricordiamo che in questo film c'è un certo Mario Anzil, il sindaco, e anche un altro personaggio rappresentativo del territorio, ovvero sia Monsignor Brida.
Beh sì, diciamo che intanto va aggiunta una cosa, il film è stato girato durante il periodo della pandemia, quando i ragazzi non potevano trovarsi a teatro per fare le prove, per gli ovvi motivi che conosciamo, e quindi è stata inventata un po' questa idea di girare un film. Mario Anzil all'inizio fa il sosia di se stesso e poi in realtà rappresenta il sindaco che insieme al parroco, quindi Don Paolo Brida, in realtà poi giudicano in qualche modo il protagonista, e quindi due personaggi che all'interno del film hanno trovato veramente una quadra meravigliosa. Ecco, buona parte di questo film viene girato a Villa Otello, è stato girato a Villa Otello. Sì, in realtà Villa Otello è, diciamo, pensate che a un certo punto il protagonista vuole addirittura vendere la villa per poter ricavare dei soldi, quindi Villa Otello è il fulcro dello spettacolo, del film, però in realtà poi tutto il territorio di Riviano Teore è stato interessato dalle riprese, quindi in realtà il film abbraccia completamente tutto il nostro territorio e le immagini che sono state girate veramente lo rappresentano in tutta la sua essenza, riprese del fiume dall'alto, il paesaggio, i boschi, le strade, i quartieri, i borghi, quindi Rivignano rappresentato nella sua eccellenza. Come si chiama il film? Friul Baby Criminals. Allora, io ringrazio Elisa Zatti, vicepresidente della compagnia teatrale Dring e Delaide, ovviamente l'assessore Massimo Tonizzo. Per oggi è veramente tutto, a voi la linea. Grazie e complimenti per questa iniziativa. Finisce qui questa puntata di A voi la linea. Grazie a voi per averci seguito. Buon proseguimento di giornata.